L'ENI presenta ai giornalisti il nuovo progetto per produrre carburante usando l'olio vegetale. 100 milioni di investimenti, una svolta epocale. La Confindustria veneziana spera nell'area metropolitana per il rilancio dell'economia. Nostra intervista al presidente Luigi Brugnaro. Lisandra Aguila, la cubana in carcere per il massacro di Lignano, ha chiesto ai giudici di essere di nuovo interrogata. Troppe ombre nella sua prima versione secondo gli investigatori. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Cambio epocale a Porto Marghera. L'ENI investe nella chimica pulita. A Venezia se ne parla da venerdì, ma oggi il progetto è stato presentato ai giornalisti. L'ENI suona la carica e a Porto Marghera, ormai ridotta fantasma di se stessa, annuncia un investimento di 100 milioni di euro e lo ha fatto oggi pomeriggio Angelo Fanelli, il direttore generale dell'ENI Refining e Marketing. In ballo c'è la famosa chimica pulita, che finora è rimasta soltanto un'idea. L'ente nazionale degli idrocarburi intende riconvertire la raffineria di Marghera per produrre biocarburanti innovativi, grazie alla lavorazione di oli vegetali da miscelare. Significa che dagli impianti veneziani non uscirà più benzina e kerosene dal gennaio del 2014. Da quella data gli impianti saranno fermati 2 volte, fino ad arrivare alla conclusione dei lavori nel 2015. È da venerdì che a Venezia non si parla d'altro. L'ENI ha incontrato prima i sindacati con cui ha firmato un accordo che li ha resi entusiasti. Le fermate degli impianti saranno gestite senza ricorso alla cassa integrazione guadagni. Gli organici saranno definiti con una nuova organizzazione del lavoro. Dai 353 dipendenti attuali si passerà a 180 e le eventuali eccedenze del personale verranno gestite con trasferimenti o mobilità lunga. L'accordo è stato presentato venerdì pomeriggio in prefettura alle istituzioni locali. Senza le loro autorizzazioni non potrebbe partire la conversione degli impianti esistenti, un caso che non ha precedenti al mondo. E oggi il progetto è stato presentato ai giornalisti. Le tappe sono la fine del 2013, quando sarà fermata la raffineria. Poi gennaio 2014, quando inizierà la produzione di biocarburanti con l'utilizzo dell'impianto hydroskimming per la produzione di idrogeno, che aumenterà via via che saranno convertiti tutti gli impianti. La conclusione dei lavori è prevista entro luglio del 2015. E intanto a Porto Marghera c'è attesa tra i lavoratori dell'ex Vinings per l'incontro in programma venerdì 28 settembre a Venezia per decidere le sorti dello stabilimento di Porto Torres in Sardegna, dove vi lavorano 94 operai. I rappresentanti dell'azienda brasiliana interessata a mantenere la produzione di PVC si incontreranno con i commissari e la regione. Potrebbero esserci sviluppi anche per gli impianti di Venezia. E una notizia che riguarda il porto: se non si modifica la legge è a rischio l'operatività del porto. È l'allarme che l'autorità portuale di Venezia ha lanciato oggi nell'incontro con i parlamentari veneti in vista della discussione alla Camera della riforma della legge 84 del 94. In particolare, secondo Costa, che è il presidente dell'autorità portuale che è stato riconfermato alcuni giorni fa, è a rischio la competitività tra gli scali a causa dei diversi costi che una nave ha in ingresso al porto. Il risarcimento per amianto è il secondo punto, il cosiddetto porto regolato è il terzo punto e i diritti di porto connesso al traffico passeggeri è il quarto punto, che potrebbero appunto rendere meno competitivo il nostro porto veneziano, punti che saranno appunto analizzati nei prossimi giorni. E ora parliamo dell'area metropolitana. Si comincia a tratteggiare il territorio che comprenderà l'area metropolitana, avrà 6 comuni in meno e perderà dunque 2 consiglieri. Ma i sindaci contestano molti punti dello statuto, anche se hanno deciso di rimanere all'interno dell'area metropolitana, e il PD chiede a Orsoni e Zaccariotto di rinunciare al diritto di veto. La nuova città metropolitana a Venezia si costituirà con 55.000 abitanti in meno. Tanti ne contano infatti i 6 comuni che hanno detto no alla Grande Venezia e si profilano nuove rotture sullo statuto. Michele Mognato, segretario provinciale del PD, ha chiesto infatti un passo indietro al sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, e a Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia, per rinunciare al diritto di veto sullo statuto e consentire a tutti i comuni di concorrere alla pari alla nascita della nuova creatura istituzionale. C'è inoltre un'altra ombra che incombe sul progetto metropolitano: la scarsa rappresentanza del territorio in Consiglio.
Per gestire l'area metropolitana di 800.000 abitanti sono previsti infatti soltanto 10 consiglieri. Avrebbero dovuto essere 12 se non fossero usciti 6 comuni, un numero comunque giudicato insufficiente da tutti i sindaci. Si tratta di uno dei punti più contestati dai primi cittadini. C'è comunque la possibilità che entri qualche altro comune, visto che alla futura città metropolitana non mancheranno risorse. E sono queste che dovrebbero attirare maggiormente gli enti locali, ormai finanziariamente stremati dallo spending review. Si parte con il patrimonio mobiliare e immobiliare della provincia di Venezia e anche dalle risorse legate al federalismo fiscale, che prevede interventi ad hoc per le città metropolitane, cioè la possibilità di riscuotere tasse di scopo come quella di soggiorno, la cosiddetta tassa sui rombi, ossia sul rumore provocato dagli aerei in arrivo e in partenza al Marco Polo, oltre ad addizionali sul diritto di imbarco, di porto e aeroporto. E sull'area metropolitana il presidente degli industriali veneziani, Luigi Brugnaro, ha concentrato il suo intervento all'assemblea svoltasi venerdì scorso. Brugnaro ha detto di crederci fermamente nell'area per la ripresa dell'economia e ha parlato anche di uno statuto alla cui stesura tutti i sindaci devono concorrere. Sentite l'intervista che abbiamo raccolto ai margini della Kermesse che si è svolta nella Scuola Grande della Misericordia e c'era un Brugnaro molto appassionato. Io ci credo, Confindustria ci crede, sono 3 anni che lavoriamo in silenzio perché poi alla fine siamo riusciti a ottenere un decreto dentro la spending review che è un decreto di fatto che è un arrivo di un lavoro silenzioso ed è ovviamente un punto di partenza ed è una tavoletta bianca dove tutti devono essere chiamati a scrivere la loro. Dobbiamo pensare che questa diventi la città di tutti, da Portogruaro a Chioggia, Sottomarina, fino ad arrivare ai posti più lontani di Padova e Treviso, tutti quelli che vorranno dovranno entrare in una città che abbia veramente dei grandi interessi per le imprese e per le persone. E possiamo scriverlo insieme perché abbiamo la possibilità di fare uno statuto e probabilmente facendo la lobby con la forza che abbiamo anche di fare ancora delle modifiche alla legge. Ci deve essere un voto, tutti devono votare, tutti sono cittadini in Serie A, tutti siamo cittadini veneziani metropolitani, poi di ognuno di un territorio specifico. I comuni non ci perdono niente, ognuno si tiene la sua identità, se vogliamo continuare la goliardia continuiamo. Ma quando dobbiamo andare a fare commercio nel mondo, noi andiamoci sotto il marchio di Venezia, con Leon, perché funziona. Secondo l'Ocse le aree metropolitane saranno proprio dei motori attrattivi di gente, di popolazione. Entro il 2050 dicono che tutte le aree metropolitane concentreranno la popolazione. Quanti capitali e quali capitali potrebbero attrarre le aree metropolitane? Su 7 miliardi di persone c'è uno studio che dice che almeno una volta nella vita un abitante del mondo vuole vedere Venezia. Ma lo sapete che non ci stanno tutti? In tutti i prossimi anni di vita che ha una persona che fa questo sogno non avrà la possibilità, non c'è la possibilità per tutte queste persone di venire. Per cui noi potremo fare una scelta, potremo scegliere i migliori, potremo scegliere quelli che crederanno di più nella nostra città, che staranno per un periodo più lungo qui. Dobbiamo alzare l'asticella, noi abbiamo una manifattura di serie A, dobbiamo credere nella manifattura assolutamente, ma quella carica di servizi, di retail, di innovazione, di ricerca, di giovani, di creatività. E a sorpresa Lisandra Aguilarico ha chiesto di parlare con i magistrati. Lo ha fatto oggi con una richiesta indirizzata dal direttore del penitenziario di Trieste al PM Claudio Danelon. La giovane intende fare dichiarazioni riguardanti il suo procedimento e forse chiarirà le ombre che secondo i magistrati ancora esistono sul suo racconto. Notizia dall'area metropolitana, incidente mortale stamane all'alba in A4 in uno schianto tra un Audi e un Tir. Ha perso la vita un 30enne trevigiano all'altezza di Grisignano. A bordo c'erano 4 giovani tra i 20 e i 32 anni. Per Stefano Munarin, incastrato all'interno del mezzo distrutto, non c'è stato nulla da fare. In vita ma in condizioni preoccupanti invece altri 2 passeggeri. I 4 stavano tornando dal concertone per i terremotati dell'Emilia e forse un colpo di sonno potrebbe essere stata la causa dell'incidente. Non ci sono infatti segnali di frenata sull'asfalto. Il sinistro ha causato disagi alla circolazione. E a San Donà di Piave è vietato gettare mozziconi di sigarette o gomme da masticare sulla piazza Indipendenza, rimessa a nuovo e inaugurata sabato. La sanzione è di 100 euro. La decisione è stata presa dal sindaco per proteggere la nuova piazza Indipendenza lastricata di mattonelle di granito divise da frese studiate per far scorrere l'acqua e dove sarebbe alquanto difficile togliere lo sporco. La piazza è stata inaugurata con una fastosa cerimonia e fu realizzata 150 anni fa, quando ancora il Veneto era sotto il dominio austriaco.
E ora ancora la provincia di Venezia, parliamo di verde pubblico e inquinamento elettromagnetico. Con una raccolta di firme e un'interrogazione del consigliere PD Giuseppe Cassarà, a Musile di Piave si chiede un monitoraggio periodico sull'inquinamento elettromagnetico causato dalle antenne di telefonia. Si reclama anche un regolamento per l'installazione degli impianti, il cosiddetto catasto delle antenne. Parchi pubblici sempre più insicuri. A Jesolo i residenti domandano al comune il ritorno dei nonni vigile, tagliati per mancanza di fondi. Le aree verdi sono a tutt'oggi completamente incustodite, in preda a degrado, sporcizia e vandalismi, cosa che con la presenza degli anziani volontari non accadeva di certo. A grande richiesta è ricominciata a Marcon la scuola di musical della parrocchia San Giorgio. L'iniziativa è sostenuta dall'associazione Noi ed è organizzata da Animazioni in Corso. Gli iscritti sono già un centinaio e spaziano dai bambini delle materne fino ai ragazzi delle medie. C'è ancora posto, chi vuole ballare e cantare si faccia avanti. E ci spostiamo nella Marca Trevigiana, dove la politica dei tagli e l'accorpamento dei servizi sta creando notevoli disagi ai cittadini. I tagli imposti dal governo tecnico di Mario Monti fanno chiudere il Tribunale di Castelfranco, costato oltre 2 milioni di euro, e anche gli uffici del giudice di pace. Tutto sarà trasferito a Treviso. Tempi e modalità non sono ancora decisi, ci vorranno comunque dei mesi per spostare gli archivi e allestire i nuovi uffici, disagi in vista per i cittadini. Grande successo a Montebelluna per Scuola Amica, l'iniziativa dei cartolai per venire incontro alle famiglie di scolari e studenti. Fino al 30 settembre, in 8 delle 12 cartolerie cittadine si potranno acquistare articoli di cancelleria a prezzi calmierati. Sconti e promozioni sono previsti comunque anche durante tutto l'anno scolastico. Finita la vendemmia per il consorzio DOCG di Conegliano Valdobbiadene, è già tempo di un primo bilancio. I produttori di Prosecco sono soddisfatti perché la qualità è buona, mentre la quantità, seppur inferiore al 2011, rientra nella media. È stata anche quest'anno una vendemmia ecologica, con le vinacce riciclate in compost per fertilizzare i filari nella prossima stagione. Andiamo infine nel Padovano per parlare di evasione fiscale e di altre pratiche decisamente fuori legge. Caccia agli evasori a Vigonza, dove il sindaco Nunzio Tacchetto ha firmato un protocollo con l'Agenzia delle Entrate per collaborare nello scovare eventuali anomalie. A questo scopo viene rivolto un appello ai cittadini, e cioè quello di segnalare casi di evasione. L'accordo prevede che il 100% di quanto recuperato venga incassato dal comune. Sempre più numerosi gli automobilisti beccati dai vigili con l'assicurazione scaduta. Accade a Conselve, dove a non pagare la polizza non sono sbandati e balordi, ma gente comune, lavoratori e padri di famiglia. In aumento anche i proprietari di automobili con la revisione scaduta, in alcuni casi anche da parecchi anni. Ad Albignasego il servizio di assistenza psicologica nelle scuole ha permesso di individuare decine di bambini bisognosi di aiuto che sono stati indirizzati al servizio di neuropsichiatria infantile. Il progetto di consulenza psicopedagogica attivato dal Comune esiste da 2 anni ed è presente in tutte le scuole materne del territorio. E ora le previsioni del tempo. È arrivato l'autunno, ce ne siamo accorti dal calo delle temperature, anche se l'Italia è divisa a metà, al nord c'è l'autunno e invece al sud c'è ancora l'estate. Sentiamo. Settimana variabile a tratti piovosa. Martedì 25 settembre, nuvolosità medio-bassa alternata a schiarite, vento sulla costa, possibili residue precipitazioni, minime in diminuzione, massime in lieve aumento, mare da mosso a poco mosso. Mercoledì 26 settembre, cielo nuvoloso con visibilità ridotta nelle ore più fredde, valori pressoché invariati, mare da poco mosso a mosso. Giovedì
giovedì 27 settembre, nuvoloso con possibili precipitazioni, minime in contenuto aumento. Venerdì 28 settembre, cielo coperto con temporali sparsi e livelli termici in abbassamento, compresi fra i 17 e i 21 gradi. La marea di martedì 25 settembre è normale, la massima alle 9:15 65 cm, la minima alle 2:10 10 cm. Bene, prima di chiudere vi ricordo che stiamo raccogliendo i vostri video, le vostre segnalazioni, le vostre storie da inserire nella nostra pagina web, online dunque, su internet, e i vostri video migliori potrebbero anche essere utilizzati per il nostro telegiornale. Grazie ancora di tutti i video che stanno arrivando, intanto vi ringrazio per l'ascolto, per averci seguito, per averci soprattutto scelto. Buon proseguimento!